Zoppello, il nuovo centrodestra a Vicenza si sta impegnando per diciamo, rendere questa opera compatibile con il territorio, compatibile con la popolazione. Sì, sostenibile appunto sotto questi profili. In effetti in questi giorni di lavoro durante le festività natalizie sia in commissione che attraverso degli incontri che ho avuto modo di fare con dei cittadini che mi hanno esternato tutte le loro preoccupazioni, in effetti sono emerse tutta una serie di criticità su cui appunto stiamo lavorando e su cui lavoreremo anche nel prossimo futuro per trovare delle adeguate soluzioni. C'è il problema degli espropri, c'è il problema di tutta una serie di iniziative di mitigazione ambientale che bisogna vedere effettivamente come saranno, perché da questo progetto non si vede. No, in effetti questo è uno studio di fattibilità, quindi pure nel suo, diciamo così, significativo dettaglio, per essere appunto uno studio di fattibilità, comunque ha bisogno sicuramente in fase di progetto definitivo degli affinamenti e dello studio di particolarità molto più in dettaglio, che già però in questa fase devono essere appunto prese in considerazione. È quello che stiamo cercando di fare proprio per minimizzare quelle che sono appunto le criticità che dall'esame della corposa documentazione ogni volta saltano fuori. Ecco, facciamo un elenco dei problemi più evidenti. Ma i problemi più evidenti sono gli espropri, innanzitutto per quegli edifici che saranno oggetto di demolizione e quindi la loro equa valorizzazione, ma anche in particolare dovranno essere tenuti in considerazione anche quelle situazioni legate a edifici non direttamente interessati dalle demolizioni, ma che hanno sicuramente un danno anche significativo per il fatto del passaggio in stretta vicinanza con le loro proprietà. In più dovranno essere tenute in considerazione e trovate adeguate soluzioni, per esempio sia le mitigazioni di tipo ambientale, che non sono solo quelle acustiche, ma anche quelle legate alle vibrazioni che questa nuova infrastruttura sicuramente porterà, anche in considerazione del maggior traffico appunto su ferro che si auspica appunto ci sarà in prossimo futuro. Insomma, un'opera che serve, un'opera per rendere attiva la nostra economia, la nostra società, che porterà dei vantaggi anche urbanistici all'intera città, che però ha qualche punto di domanda. Insomma, va fatta come deve essere fatta per rispettare il territorio e la popolazione. Certo, noi da sempre siamo favorevoli a questa infrastruttura, quindi quello che però non dobbiamo assolutamente trascurare, il nostro impegno come amministratori è proprio legato a questo fatto, cioè che deve essere sostenibile appunto con le esigenze dei cittadini, anche del singolo cittadino. Per fare questo bisogna che affiniamo decisamente quello che è questo progetto, questo studio di fattibilità. Il rammarico è che non si sia potuto fare prima, perché c'erano dei tempi che permettevano appunto un'analisi più approfondita, molto maggiori di quelli che attualmente siamo costretti a destinare a quest'opera.